Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri della compagnia di Castrovillari hanno arrestato nella notte appena scorsa il latitante Francesco Abruzzese, 36 anni, di Cassano allo Ionio, vicino all'omonima cosca, operante nella Sibaritide. L'uomo era ricercato dalla scorsa estate in seguito all'operazione Timpone Rosso contro il clan mafioso dei Nomadi. I particolari dell'operazione sono stati resi noti stamattina alla presenza del procuratore della DDA di Catanzaro, Vincenzo Lombardo. Omicidio la scorsa notte a Monasterace, centro della Locride. Un killer ha assassinato con 6 colpi d'arma da fuoco Angelo Ronzello, 26 anni, commerciante. Il giovane è stato ucciso subito dopo l'uscita dall'abitazione di alcuni parenti mentre stava salendo in macchina per rientrare a casa. Centrato dai proiettili di una pistola alla testa e alle spalle, è morto all'istante, sul posto i carabinieri. Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato ieri pomeriggio Leonardo e Antonino Foti a 26 e 23 anni di reclusione. I due, zio e nipote, sono stati ritenuti i mandanti dell'agguato avvenuto a Melito Portosalvo, in cui venne ferito per errore il 6 giugno 2008 il piccolo Francesco Laganà, mentre stava recitando con i suoi compagni di scuola. Per il terzo imputato, Francesco Manti, solo 3 anni con l'accusa di favoreggiamento. La storia di Francesco commosse tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha annullato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Amantea del 4 agosto 2008 su proposta del Ministero degli Interni. Il Consiglio era stato sciolto in seguito ai risultati dell'inchiesta Nepezia perché la Prefettura di Cosenza aveva ravvisato il pericolo di infiltrazioni mafiose all'interno dell'ente comunale. Dopo questa decisione, che ha ribaltato quella del TAR, è stato reintegrato nelle sue funzioni il sindaco Francesco Tonnara e tutti i consiglieri. Il neoeletto governatore della Calabria, Giuseppe Scopelliti, è stato ieri a Cosenza per incontrare i candidati, gli eletti e i propri sostenitori. Ai microfoni dei cronisti ha dichiarato: la nuova giunta avrà un mix tra giovani e gente esperta e stiamo lavorando per aggiungere qualche donna di provata esperienza, qualche professionista. Scopelliti, dopo aver festeggiato nella sede provinciale del PDL, ha fatto una passeggiata nel centro della città. È un periodo d'oro questo per Giuseppe Scopelliti. Dopo lo straripante successo alle regionali, infatti, su Facebook è uno dei governatori più amati d'Italia. La sua pagina personale, quotidianamente aggiornata con foto, immagini e notizie, conta ormai oltre 8.500 fan, un numero che cresce in modo esponenziale se si pensa che erano circa 6.000 lo scorso fine settimana. Intanto stamattina, intervenendo a Mattino 5, il governatore ha annunciato che chiederà il commissariamento della sanità in Calabria. Ieri pomeriggio l'arcivescovo metropolita di Reggio Bova, Vittorio Mondello, ha definito il tradizionale rito della lavanda dei piedi a 12 diaconi. La cerimonia di Giovedì Santo è stata celebrata nel Duomo di Reggio Calabria, rievocando il gesto compiuto da Gesù con gli apostoli. Durante la messa sono stati i canti del coro polifonico di San Paolo ad allietare i fedeli presenti. Tanti i fedeli che hanno affollato le chiese della città di Catanzaro in occasione del tradizionale appuntamento dei sepolcri. Secondo la tradizione si devono visitare almeno 3 altari ornati di fiori bianchi e gialli ed assistere alla messa. Oggi invece ci sarà un altro appuntamento molto seguito, quello della Naca. Quest'anno la processione partirà dalla Basilica dell'Immacolata e invece delle croci le confraternite porteranno delle antiche stampe di pittori calabresi. La Pasqua si avvicina e puntuale arriva la statistica relativa ai consumi degli italiani per questa festività. La spesa per il pranzo di Pasqua si aggira attorno ai 210 euro a famiglia, sostanzialmente stabili i prezzi delle uova di Pasqua, mentre aumentano quelli delle colombe, della carne, dei salumi e degli altri prodotti alimentari classici di questa festività. Questi dati emersi da un'indagine del Codacons.